Amerigo, tu hai sempre parlato di mercato vecchio. Spiegami qual è l'importanza di quello posto. È una importanza veramente di non poco conto, diciamo che è un'importanza primaria perché questo è il luogo matrice di tutta la struttura e di tutta la forma del centro storico di Udine. Come vedete è stata considerata per alcuni decenni come una strada, ma solo per fare omaggio all'automobile, ma da qui si può constatare che questo non è un elemento di un presunto asse stradale da Porta Aquileia a Piazzale Osoppo, ma è uno spazio a sé al quale si converge da tutte le parti del territorio, molto stretta verso nord e molto larga verso sud, circa da 7 metri passa a 20 metri e nessuna strada può essere fatta con questo criterio. Ma poi i fondi, le estremità sono chiuse. Cioè questo è uno spazio chiuso, non è uno spazio aperto. Da un lato c'è la loggia del Lionello che invita ad entrare nella loggia del Lionello, non a proseguire verso via Vittorio Veneto. E dall'altra parte è chiusa dagli edifici che stanno su Piazzetta Marconi. Che sia la matrice del centro storico si rivede dalla sua forma che non altro è dovuta a voler fasciare il piede del colle. E per capire meglio le cose ci introduciamo nella loggia del Lionello, che rievoca un po' il palazzo ducale a Venezia, però in realtà ha delle sue caratteristiche che la rendono molto originale rispetto al modello. Spiegami, Amerigo, il significato di questo posto. Volentieri, qui siamo proprio nel centro di Udine, siamo all'interno della loggia del Lionello, che è una meravigliosa loggia che è annessa al luogo di governo della città, dove c'è sempre stato il maggior consiglio del governo della città, il governo comunale, no? Il governo veneziano era in castello, nel palazzo del luogotenente, qui c'era invece il governo comunale, un luogo meraviglioso che si trova proprio all'incrocio di due piazze, una è Piazza Libertà e una è il Mercato Vecchio, che è proprio la matrice del cuore di Udine, del Lionello, dalla facciata del castello, no? Del castello, dall'orologio che ha segnato la vita per secoli, la vita degli udinesi, no? E da appunto una serie di case antiche che sono verso il sud della piazza. Andiamo per prendere il caffè italiano, Amerigo, che ne dici? Beh, questo direi che è una buona idea. Buona idea? Andiamo. Questa è piazza a 3 nomi, Amerigo. Che storia? 3 nomi? Sì, puoi chiamarla in tutti i modi che vuoi, però resta comunque il fatto incontrovertibile e costante che è una piazza bellissima. Il nome fondamentale è Marchat Neuf, il mercato nuovo, che ci dice proprio che ruolo ha avuto nello sviluppo di Udine. Non siamo neanche arrivati alla metà del secolo che si è sentita l'esigenza qui a Udine, a causa del tumultuoso sviluppo, di un'estensione del mercato, e questo mercato fu sviluppato creando Piazza San Giacomo. Che è il secondo nome che prende appunto il nome dalla chiesa di San Giacomo che vediamo qui alla mia destra, voluta dai commercianti del luogo per devozione, per protezione della loro attività. Va bene, ma quali sono le caratteristiche di questa piazza? Beh, innanzitutto, come vedete, dal punto di vista spaziale è di una qualità unica ed è molto ricca di elementi. Ci sono i portici, c'è una piazzetta minore che è Piazzetta del Pozzo, dove c'erano dei pozzi della città, c'è la chiesa di San Giacomo, no?
San Giacomo è il nome con cui viene comunemente chiamata oggi la piazza, il suo ultimo nome, Piazza Matteotti, in omaggio all'onorevole Matteotti, non viene praticamente mai usata. San Giacomo è nella tradizione dei cittadini udinesi, ma quello che più interessa sapere è quello che non appare ad una prima vista, cioè il fatto intanto che sia profondamente integrata con Mercato Vecchio. Questa piazza è figlia di Mercato Vecchio ed è figlia del Colle. All'apparenza potrebbe sembrare una forma quadrata e invece tutti si stupiscono quando scoprono che in realtà questa è una piazza a forma trapezia. Quindi Americo, dove stiamo andando adesso? Adesso coerentemente con quanto abbiamo detto finora, cioè che non stiamo visitando la città per oggetti, ma attraverso le relazioni che ne costituiscono la struttura, proseguiamo su questo circuito e andiamo a vedere come si conclude la costruzione del primo centro storico di Udine, cioè il suo cuore.